Pozzi di infiltrazione, Breganze, Vicenza. Qui la tecnica dimostrativa di infiltrazione avviene mediante l'utilizzo di pozzi bevitori. Si tratta di un sistema costituito da 4 strutture verticali, pozzi, rivolte a far convogliare e disperdere nel sottosuolo l'acqua deviata dalla roggia esistente. Il sito di intervento è situato all'interno di un'area adibita a parco pubblico, denominato Baden-Powell, in località Maglio, nel comune di Breganze, Vicenza, posto lungo la roggia Breganze. L'alimentazione dei pozzi avviene mediante un'opera di presa realizzata lungo il canale irriguo esistente, che scorre a poche decine di metri ad est del sito. L'opera consiste in 4 pozzi di infiltrazione profondi circa 4 metri rispetto al piano campagna, posati alla base dello scavo su di uno strato di pietrisco e disposti ai vertici di un quadrato ad una distanza di circa 3 metri l'uno dall'altro. Ogni pozzo è formato da anelli forati in calcestruzzo, sistemati uno sopra l'altro del diametro di 2 metri e di 50 centimetri di altezza. A copertura del pozzo è collocato un elemento circolare in calcestruzzo, dotato di tombino di ispezione. Lungo il tratto della condotta di alimentazione è stato collocato il dissabbiatore, un manufatto scatolare prefabbricato in calcestruzzo di dimensioni 150 x 75 cm di larghezza e di lunghezza pari a circa 10 metri, che, posto a monte del campo pozzi, preserva il materasso di infiltrazione dell'intasamento causato dal materiale in sospensione durante gli eventi piovosi. La ricarica della falda viene assicurata dalla infiltrazione dell'acqua sul fondo e lungo i fori presenti sulle pareti del pozzo bevitore. Al fine di facilitare l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, intorno ai pozzi è stato inserito del pietrisco di cava spezzato di granulometria maggiore rispetto alla dimensione dei fori filtro, mentre l'ultimo metro di riempimento è stato ripristinato con del materiale di scavo. Ciascun pozzo è alimentato dalla medesima portata idraulica, circa 25 litri secondo, mediante i pozzetti partitori. Al fine della fruibilità del parco, le opere realizzate non avranno alcun impatto, in quanto a quota piano campagna sono visibili solo i chiusini per l'ispezione dei pozzetti partitori.